Scarpariello sia. Più, e stasera scarpariello. Venite a presa a me, poi andiamo a preparare insieme. Andiamo a tagliare i pomodorini metà e metà. Non cominciamo perché nessuno fa scarpariello come si faceva anticamente. Questa è la mia versione. Venite a presa a me. Olio generoso, mezza nocella e burro. Che la da mezza lo faccio vedere troppo quando ci serve. Qui va Nicola, a rompermi che mano, tanto bello. L'oro rosso. Faccio vedere il mio segreto. 2-3 pomarole San Marzano, quella in conserva. Pizzichi sale, pochi pepe. E che profumo, mamma mia bello. Faccio vedere il mio segreto. Le scuzzatelli parmigiani. Fammelo cadere. Lo metto l'acqua di cottura. Così che non saporisce tutta la pomarola e le parmigiane. Guardate qua, voglio. Vedete come sono squagliati i scorzi di formaggio? Invece niente, che sanno appannati in lento. L'acqua bolle ragazzi. Una bella dose di sale. E ci andiamo a spezzare la zita, la regina. Parmigiano. Abbondante, mi raccomando. O se no non è uno scarpariello, è una pasta a pomarola fresca. Pasta bella al dente, andiamo a scolare nel sughetto. Date il riccitello come su bello, guardate. Poi voglio, ho sapete come nasce scarpariello? Rendevi che Napoli e scarpare passavano nei giorni con mani sporche con le fatiche. Andiamo a far fidanzare la pasta con i pomodori. Sordo poco, ma dignità assai. Che spettacolo, che profumo, mamma mia. Arrivati qua, vedete? Come sono bella? Sono diventato in un matrimonio. Spegniamo il fuoco. E signor del quartiere, per ringraziare, pecorino e parmigiano. Ci portavano che le catenevano, una pochi pomarola fresca, una scorza di parmigiano, una manciata di pecorine con fronni vasi Nicola. Volete come canta o no? E loro, a fine giorno, mettevano tutto in una natiella, a pomarola sfrieva, o formaggio si scioglieva. E scarpariello sia. E nascette una cremina profumata che abbracciava tutti i maccheroni. A così nasce scarpariello, una pasta semplice, ma con cuore la fatica e da gratitudine. E una pioggia i parmigiani ancora. Va giù, è come sempre, ma mangia sacrificato. E che bene di va giù. Mamma va giù. Facite sta ricetta e poi facetemi sapere. Che spettacolo. Semplice, veloce, 3 ingredienti e non ci vuole niente allo fa. Ci vediamo alla prossima. Mamma mia, che tu dico a fa? Spettacolo.